posto migliore per fare gli auguri al Cagliari Calcio che visitare Giancarlo Rolla, grande appassionato e storico del Cagliari. Quindi siamo venuti nel suo museo per vedere un paio veramente di chicche e Giancarlo adesso ci apre. Buongiorno. Buongiorno. Dire museo è un po' troppo, è una raccolta di maglie personali. Va bene, io mi permetto di dire museo, basta un pezzo unico per dire museo. Si parte con questa che è la maglia di Santarelli, il portiere del Cagliari del 1953-55. Queste sono scarpe del 1940. Poi qui entriamo e c'è la prima maglia che mi regalò Nenè, con la dedica a me e alla mia famiglia. Non potevo non avere l'unica maglia rimasta in giro di un grande, Mario Tidia. Questa maglia del 1964, a volte mio padre gli chiedeva di dargli la mano per farlo entrare in campo quando era piccolino, perché non si pagava. Questa è il grande Gigi Riva Bomber e queste sono le scarpette. Questa maglia non è del Cagliari, è di Mario Bruniera, però c'è da fare tutto un racconto sul rosso-blu del Cagliari. Perché rosso-blu? Perché il Cagliari fece un amichevole con il Bologna e aveva una maglia bruttissima, al che il Bologna decise di regalargli una maglia avanzata a loro e gli regalò questa maglia a strisce, così come questa qua, che è simile a questa, che questa è di Bulgarelli. E il Cagliari prese come colori sociali il rosso-blu, ma l'origine era di Bologna. Queste sono maglie, questa è una maglia di Minguzzi, noto Saponetta, queste sono maglie di Antonioni, di Bala. Fa vedere quelle di Dybala, anche se è bianco-nera, per un attimo chiudiamo gli occhi. 9 firme di giocatori suoi compagni di squadra. Spero che chi guarda il video non si arrabbi, visto che 100 anni del Cagliari, ma no, però mi sembra il minimo. Dire una cosa che non si arrabbierà certamente se vede questa bianconera. Io non sono bianconero, però nessuno di noi è bianconero. Questa è la maglia di allenamento di Scirea e questa è una maglia che vale, c'ha veramente una storia. Qui poi ci sono maglie veramente storiche, perché questa è la maglia di Livio Gennari, 1954, gran goleador assieme a Berkaric, che Berkaric forse è prima ancora di Gigi Riva, purtroppo. Questa invece no, vabbè, questa non la vediamo. Questa è importante, è di mezza lira, assieme a quella valigia che c'è lì, che è la valigia che usava per andare in trasferta. Sicuramente anche questa è un pezzo veramente storico. Qui c'era qualcun altro del Cagliari che ho visto prima. Sì, qui c'era la maglia del traditore. Chi era il traditore? Questo signore, dicono, che vendette lo spareggio Cagliari Pro Patria all'epoca. Golin. Mi faceva Golin. Invece qui qui ancora cos'hai di bello da vedere? Qui c'è, questa è quella di Selvaggi. Ecco, Franco Selvaggi, che abbiamo ospite il lunedì in 11+1. Mai usata, però c'è. Questa invece è di Greatti. Eccolo qua, il grande Greatti. Questa è una maglia particolare, è di Quagliozzi, però è una maglia particolare. Spettacolare.
perché il Cagliari fece un contratto con uno sponsor che non pagò, allora ne prese un altro e anziché rifare le maglie mise sopra FOS. Quindi uguale adesso con Però col nuovo sponsor del Cagliari d'allenamento. Qua sotto possiamo vedere il vecchio sponsor che poi non pagò. Che non diciamo chi è. No, non lo diciamo, ma tanto si Ok. vede. Poi niente, questa è Fammi la vedere qualche altra maglietta maglia. di Sarti nella riserva alla Fiorentina, poi andò all'Inter e vinsero di tutto e di più. Va bene, facci vedere Cagliari, vogliamo vedere Cagliari, ecco qua. Allora, Ecco qua che questa, bella questa. Matrel, Bella. un portiere A me con i cordoncini piacciono, quindi molto ricordato da tutti quanti. Niente, poi ce ne sono tante, ma sono... C'ho la maglia Cagliari, ma Cagliari Zenga, ma non è del Cagliari. Questa è di Zenga, ai. ma quando era all'Inter tanto tempo fa. Questa gliela facciamo firmare adesso che è qui a Cagliari. Vediamo se ci riusciamo. Vediamo E se poi ci riceve. Poi ho visto i guanti di cranio. Sì, quello è un guanto di cranio che mi ha regalato Tipi Marti, una grandissima tifosa. Niente. Bene Giancarlo, complimenti perché è veramente un repertorio non da poco. Non c'è solo Cagliari, ho visto che hai tante maglie anche molto belle. Perché non basta, cioè del anche collezionista. Sì, della quella valigetta calcio. lì. Quella è la valigetta di Luigi Viganò che quando venne a Cagliari si portò dietro quella valigetta, tutti lo prendevano in giro, allora gli regalarono una borsetta con scritto Cagliari in plastica, ma lui come dice Frastimus, perché lui ci teneva la sua. A Frastimus, facciamo vedere anche Mario Bruniera. Mariello, il grande. Anche le scarpette del grande capitano. Ma guarda, quelle calze che sono lì in vetrina sono di Mario Bruniera dello Scudetto. Ecco, questi sono i calzettoni dello Scudetto del 1970. Sì, le cravatte sono di Bertola. Cravatte di Bertola. Poi non so se puoi vedere, ma in negozio c'ho i giornali regalati. Faremo una seconda parte tu solo sui giornali, quindi tutta la collezione dei giornali. Bertola, dal 55 al 69. Perfetto, Giancarlo, ti ringrazio. Niente. Oggi era l'occasione per fare i complimenti in quello che è tu, ma anche perché è il giorno del centenario del Cagliari, quindi uniamo i due eventi. Grazie e a presto. Cagliari e non Castello. Ciao.